Nel campionato di promozione la prima giornata del girone di ritorno mette di fronte il Ventimiglia e il Ceriale, due formazioni che nella prima parte di stagione hanno ottenuto risultati altalenanti e che sono alla ricerca della giusta continuità. Nel Ventimiglia pesano tre assenze importanti, una per reparto: Eugeni Leggio e Bomber Salzone non saranno della partita. È il rinnovato Ceriale a iniziare al meglio la gara con veloci ripartenze, mette ripetutamente in difficoltà le tre guardie di casa fino al gol che sblocca la partita e che giunge al minuto 22 per merito di Donà, che è imbeccato da Antonelli ma in posizione decisamente dubbia trafigge Scognamiglio. La reazione dei padroni di casa non produce effetti e 5 minuti più tardi gli ospiti raddoppiano con Sfiniari che salta un paio di difensori e praticamente dalla linea di fondo mette in rete sul primo palo. Il Ventimiglia si scuote solo nella ripresa al 50°, accorcia le distanze con un bel colpo di testa di scappatura su cross del solito. Ventri, i Granata premono sull'acceleratore, 2 minuti dopo sferrano il pari con Gallo che stacca bene di testa ma mette incredibilmente fuori di un niente. Ci prova ancora scappatura con una gran botta dai 20 metri ma Scola risponde da par sua. Coi padroni di casa decisamente proiettati in avanti si spalancano delle praterie per le ripartenze ospiti e su una di queste al minuto 65 Gianmarco insolito mette la partita al sicuro realizzando la solita rete del 3-1. Il Ventimiglia non molla, continua ad attaccare con grande cuore ma l'esperta difesa ospite concede poco o nulla e alla fine i 3 punti se li prende mister Biolzi ed il Ceriale aggancia il Ventimiglia al 10° posto in classifica.